ad oggi non c'è indicazione di alcun tipo di pericolo o rischio per le basi americane presenti sul territorio nazionale. Ovviamente è una situazione che deve essere continuata ad essere monitorata e il governo sta lavorando in questa direzione. Niente allarmismi, però massima attenzione. L'innalzamento del livello di sicurezza alla base americana di Aviano, con controlli potenziati all'ingresso nel perimetro della struttura militare, è sicuramente un atto dovuto dopo i bombardamenti degli Stati Uniti sull'Iran. Sale l'allerta terrorismo, ma non c'è alcun segnale di pericolo che possa coinvolgere la base militare statunitense sul territorio italiano. Ad ogni modo, in prefettura a Pordenone è stato convocato il tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nulla va lasciato al caso ed è facile prevedere un'intensificazione della sorveglianza. Non solo tensioni internazionali, Federica ha anche parlato della mozione di centrodestra che chiude la crisi di maggioranza depositata ieri sera e che verrà presentata in aula di Consiglio regionale domani. Il governatore del Friuli Venezia Giulia porrà la questione di governo, leggasi la fiducia. Su una mozione così importante che testimonia la volontà di andare avanti insieme, penso sia necessario che si ponga la questione di governo. Secondo il documento, Federica è riconosciuto come garante e arbitro della coalizione. Si andranno a toccare tematiche di ogni assessorato per accelerare su certe questioni, come la nuova legge elettorale per le province. Si parla di sanità, il punto d'avvio della crisi, si chiede un cambio di passo sulle infrastrutture per rivedere il piano paesaggistico regionale. Questi sono solo alcuni dei punti della mozione programmatica di governo al voto il 1° luglio. Un impegno a prendere atto che tutte le scelte dovranno scaturire da un ampio confronto nella maggioranza. E su questo ovviamente vogliamo continuare a lavorare negli anni a venire, perché i numeri testimoniano. Anche adesso abbiamo proprio come giunta presentato il DEFR, testimoniano gli ottimi risultati del Friuli Venezia Giulia, con una crescita importante a favore delle nostre imprese, dei nostri cittadini, dei nostri lavoratori, e questo ci permette di continuare ad garantire i finanziamenti per tutte le iniziative strategiche della Regione. Infine Federica ha commentato la scelta della federazione di ospitare nuovamente a Udine la partita di calcio Israele-Italia, decisione che ha scatenato polemiche. Ed anzi lo sport ha sempre favorito l'incontro e il dialogo, e vedere che quando ci viene assegnato comunque l'onore di ospitare la nostra nazionale nella nostra regione e a Udine ci siano l'ennesima polemica orchestrata da una parte politica, la vedo come qualcosa che non favorisce il dialogo, che favorisce anche l'incomprensione e lo scontro.